2 minuti è partita la salita di San Giuliano 2024. È partita ovviamente al passo come anticipato. E come ieri il cordone non potrebbe che essere altrimenti delimita il Baiardo. Guardate che bello. È un pochettino decentrata solo perché il cordone adesso sta prendendo la posizione che va verso la seconda rampa, quindi deve adesso tirare il fercolo verso il centro. Tutti stanno inneggiando. Bellissimo, è bello sempre questo suolo, anche se a passo, ma è necessario, è sempre bello vedere questa salita. È molto suggestiva, anche a quest'ora, anche al passo. Sì, assolutamente. Rimane sempre uno dei momenti. Ora dovranno raddrizzare su via Manzoni necessariamente Scusate, spostiamoci, andiamo un po' dietro. Deve passare l'ambulanza, quindi ci avviciniamo anche noi. Molto lenta ovviamente questa salita. E come dicevo poco fa, assurdo dirlo, però andando più veloci sicuramente è più semplice poter trainare. Così no, così diventa più pesante e diventa anche per coloro che sono al Baiardo veramente difficile, perché al Baiardo sia la parte posteriore, ricordiamo che spingono in maniera molto forte in questo momento, e le maniglie sono fondamentali proprio perché tendono i cordoni a duro, così dicono, e nella parte immediatamente davanti il Baiardino, perché c'è un Baiardino prima del Baiardo, in questo momento c'è posizionato il nostro arcivescovo che si sta godendo tenuto dalle braccia dei devoti, e adesso vedete prende ancora un'altra posizione, nel senso che prende la parte più pendente della salita, tant'è che sta suonando perché devono tirare di più. Ora serve forza, adesso serve forza di tutti e due i cordoni e delle maniglie. Le maniglie in questo momento pensate che sono sicuramente davanti all'ex Santa Marta, che ormai è diventata una piazza. Ecco, Sant'Agata sta continuando a salire ma questo è il momento è il momento bellissimo, dove dietro vediamo questo ondeggiare delle fioriere di Sant'Agata, e i devoti dietro che fanno quel cordone al Baiardo, a protezione del Baiardo. Ma pensate però che sia quelli davanti, il timone della nostra vara è proprio il timone di tutto il cordone. Bellissimo. Allora, l'ultimo tratto, l'ultima spinta, allora incoraggiamo, pensate che i meccanici in questo momento devono stare attentissimi a un semaforo che viene acceso, è un semaforo che è collegato a un telecomando. Non è un telecomando, è un pulsante, un interruttore, un interruttore, e il capovara dice appunto se devono frenare o se devono mollare ancora di più affinché lasciare libera. Penso comunque che non l'abbia lasciata libera, perché è pericoloso. È pericoloso. Allora vediamo, appena cambierà ancora l'inclinazione vorrà dire che la salita è finita. Quasi per finire, certo molto lenta, ma non c'è altra possibilità. Troppa gente anche dietro. Una volta quando correva dietro non facevano stare nessuno. Ed è lo stesso motivo per cui nella salita dei Cappuccini insomma hanno messo questa protezione. Continua a suonare, significa tirate. Mancano gli ultimi metri veramente adesso. E stiamo per completando la salita di San Giuliano 2024. Allora vediamo, appena scatta l'applauso vuol dire che la salita è finita, ci siamo quasi. Sì, ci sono i cordoni in alto. C'è l'ambulanza che deve passare, insomma anche questo. Ed è finita. No, non è finita, ancora non è finita, ancora sta suonando proprio perché sono, non dico fermi, ma ecco. Sta suonando, che succede? Che sta succedendo? No, incida per andare a camminare, incida a camminare ecco, l'ultimo metro. Nel frattempo, eccolo qua, gli ultimi metri, vediamo se scatta l'applauso.
Ancora no. Purtroppo Ancora no, ecco, insomma, abbastanza lunga. Abbastanza lunga, ma abbastanza lenta, ma è normale, ma siamo stati abituati a delle cose un po' a passo più lungo e quindi più veloce, con un ritmo diverso. Ma sia anche quella di ieri che quella di oggi. Ecco, è finita. Ecco, è partito l'applauso, è finita. La salita dei cappuccini è durata 5 minuti, che sono tantissimi. Certo, tantissimi. Lenta la salita, lento il commento, lento il tempo che passa.